Mandi, mandi Aduc, un grande saluto a tutti. Non ci sono solamente le elezioni regionali all'inizio del prossimo mese di aprile 2023 che sta arrivando, perché in Friuli sapranno certamente i cittadini coinvolti anche nelle elezioni locali, ma è sempre utile parlare anche delle elezioni amministrative. Ehm, Sono previste sempre nella data del 2, di domenica 2, tutto il giorno e nella sola mattinata del successivo lunedì 3 aprile del 2023, eh, che è tra l'altro anche il giorno della principale ricorrenza friulana per tutto il Friuli, le elezioni amministrative locali in moltissimi o comunque molti comuni della regione autonoma Friuli trattino Venezia. E, il comune più importante è sicuramente quello di Udine, chiamato al voto. ehm, insomma, il sindaco uscente Pietro Fontanini si gioverà quasi sicuramente dell'ondata destrorsa che viene dalle politiche, anche se dalle politiche dello scorso anno, anche se ci potrebbe essere addirittura un reflusso, forse. In ogni caso decideranno i cittadini di quello che è il principale capoluogo del Friuli, o comunque quello più popoloso. Sarà un test elettorale anch'esso interessante, visto il gran numero di elettori coinvolti. Eh, Sulla città di Udine non mi dilungo, non voglio entrare anche perché onestamente non sono riuscito a seguire molto la locale campagna elettorale per le comunali, che è stata un attimino oscurata dall'importanza ovviamente prevalente del voto per le contestuali elezioni regionali che ormai arriveranno anch'esse tra una settimana. Su Udine in ogni caso abbiamo già dato, nel senso che vi segnalo in descrizione ehm, come dire, ad esempio, un bel video molto recente, diciamo pubblicato all'inizio del 2023, di questo nuovo anno 2023, per gli auguri delle feste proprio dal castello di Udine. Ma Udine non è l'unico comune interessato da elezioni locali, da prossime elezioni locali, perché anche a Sacile, ad esempio, si voterà, e Sacile è degno di nota perché è l'altro grosso comune, diciamo, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove sarà consentito il voto disgiunto non solamente per le elezioni regionali, ma anche per le elezioni amministrative locali, esclusivamente nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sacile, io non entro anche qui nel merito della contesa, diciamo, locale. Sacile è una città, anch'essa, insomma, con una notevole importanza anche nella storia del Friuli, per cui colgo questa occasione per segnalarvi sempre in descrizione qui sotto il link di un altro video che accenna anche a questi trascorsi. Parlavo del Beato Bertrando che ad esempio nel 1350, diciamo nella notte tra
il 5, il 6 giugno, proprio pernottò presso la sua fortezza di Sacile, poco prima di intraprendere il suo ultimo fatale viaggio, quando incontrò la morte poi successivamente, no, presso il guado del Tagliamento a San Giorgio della Rickenfelder, sì, nei pressi insomma del guado, nella prateria dove è ancora venerato sul luogo della morte. E, Sacile insomma è una città di confine, ma insomma molti patriarchi, non solamente il Bertrando, la valorizzarono notevolmente, non solamente in una prospettiva militare, di fortificazione, di sorveglianza sullo storico confine della Livenza, che addirittura la Serenissima rispettò, perché venne modificato, ad esempio in relazione al mandamento di Portogruaro, esclusivamente da Napoleone, mentre anche il cosiddetto Veneto orientale, che in realtà è il Friuli sud-occidentale, da sempre, per millenni è stato parte integrante del, del Friuli, insomma, la stessa città di Portogruaro aveva il suo seggio nel Parlamento della patria, del Friuli, e quindi insomma queste modifiche confinari artificiali in realtà dipendono più che dalla Serenissima, dall'intervento napoleonico, purtroppo in questo caso confermato anche dall'autorità austriaca. Comunque, tornando ai patriarchi e tornando a Sacile, un altro patriarca, sempre nel 300, la valorizzò molto in funzione civile, perché il patriarca Marquardo von Rantek, proprio da Sacile, l'8 novembre del 1366, promulgò le costituzioni della patria del Friuli, ovvero sia il cosiddetto codice marquardiano, che è una grande raccolta di consuetudini normative eh, eh, tipiche del patriarcato di Aquileia, inteso come dominio temporale, ovvero sia come patria del Friuli. È un testo normativo fondamentale nella storia non solamente del patriarcato, ma direi di tutto il diritto non solamente medievale, tant'è che anche la Serenissima, eh, che subentrò al dominio temporale dei patriarchi di Aquileia nel Friuli centro-occidentale, mantenne anche qui in vigore le costituzioni della patria del Friuli, assieme al Parlamento che le promulgò, ripeto, a Sacile nel 1366, fino all'arrivo di Napoleone sostanzialmente. Per cui questo testo normativo insomma, è stato un riferimento per secoli, per secoli. Ehm, la Serenissima, del resto, almeno in parte, rispettò la tradizionale autonomia friulana, anche se finì con lo svuotare di potere gli organi formalmente lasciati in vita, ad esempio il Parlamento, perché vennero affiancati dal luogotenente che accentrò il potere e controllò tutto e tutti, rendendo il Friuli sostanzialmente una colonia di frontiera, sostanzialmente irrilevante. E quindi mi sento di lanciare un appello affinché, come dire, eh, si, si abbia la massima attenzione anche nei rapporti con i nostri grandi e potenti vicini veneti sul confine occidentale del nostro Friuli. Il contenzioso, per esempio, sul Friuli sud-occidentale, sul mandamento portoghese, andrebbe riaperto. Invece, purtroppo, vedo che
il presidente, Fedriga non credo che abbia queste intenzioni, lo stesso ritorno di Sappada in Friuli è stato presentato quasi come un unicum, mentre in realtà le questioni confinarie sono molte e complesse. Tornando sempre a Sacile, a questo riguardo qualcuno potrebbe dire: ma attenzione perché attualmente Sacile si trova in diocesi di Vittorio Veneto. Come la mettiamo? Ma la risposta è pronta. Bisogna comprendere per quale motivo ci troviamo solo attualmente in questa situazione, che risale anche qui all'inizio del 1800 e per la precisione al 1818. Sacile da sempre, per millenni, non per secoli, ma addirittura per millenni, è sempre stata parte integrante del Patriarcato di Aquileia, non solamente dal punto di vista temporale, civile, ma soprattutto dal punto di vista ecclesiastico, anche ecclesiastico, era parte integrante del Patriarcato di Aquileia prima e dell'Arcidiocesi di Udine poi, dopo la soppressione nel 1751. L'Arcidiocesi di Udine aveva delle exclave. Una era quella di Monfalcone, per esempio, sul confine orientale del Friuli. Monfalcone è la classica dogana patriarcale. Ci sono molti palazzi patriarcali proprio nella città di Monfalcone che da sempre è molto legata al Friuli. L'altra exclave era quella occidentale, anche lì controllava il confine occidentale. L'exclave occidentale dell'arcidiocesi di Udine era proprio il territorio di Sacile. Questo fino al 1818, in cui la situazione è cambiata solo l'altro ieri dal punto di vista storico, in realtà, anche se magari non tutti se lo ricordano, anche se magari non tutti divulgano certi fatti scomodi. Perché Bertrando amava fermarsi a Sacile? Perché ad esempio Marquardo frequentava Sacile, come ci dimostrano i documenti storici? Perché fermandosi a Sacile i patriarchi di Aquileia entravano sotto ogni profilo nel loro territorio, anche dal punto di vista ecclesiastico. Peraltro, Vittorio Veneto, o meglio, Ceneda, per non usare eh, eh, le recenti denominazioni nazionalistiche, Ceneda che cos'era? Era una delle tante suffragane del Patriarcato di Aquileia, come era anche Concordia, ad esempio. Questo sempre fino al 1818, quindi fino all'altro ieri, fra l'altro. Suffragane prima di Aquileia e poi dell'Arcidiocesi di Udine. Nel 1818 l'Arcidiocesi di Udine viene momentaneamente degradata. Peccato che successivamente non ha recuperato tutto ciò che in realtà le sarebbe spettato. Solo dal 1818 abbiamo subito questa perdita, ma comunque sentiamo anche il sacilese, anche il territorio insomma, liventino, insomma, di confine, come parte integrante del Friuli, se non linguistico, quantomeno geografico e sicuramente storico. Quindi ci sono molti e plurimi profili che continuano a legare e ci auguriamo anche a tenere unito tutto il Friuli, ecco, tutto il nostro territorio, dal Livenza al Timavo, dai monti al mare. Sono talmente tanti i comuni, anche gli altri comuni, che vanno al voto sempre il 2 e il 3 di aprile del 2023 che non riusciamo nei ristretti tempi di un singolo video a citarli tutti. Voglio dedicare un ultimo accenno a un comune sempre del Friuli occidentale che mi è stato unanimemente segnalato
e anche noi di Aquila del Friuli abbiamo documentato, eh, vi inserisco sempre il link del relativo video in descrizione, abbiamo documentato come uno dei comuni più attenti alla realtà e alla identità friulana nell'ambito del Friuli occidentale. E stiamo parlando di Fiume Veneto. Anche Fiume Veneto va al voto domenica 2 e nella mattinata del 3 di aprile del 2023. È un comune che proprio sul 3 di aprile insomma, dell'anniversario insomma, principale di tutto il Friuli, insomma, ha puntato molto, lo ha valorizzato tanto. Ogni anno mi arrivano foto da Fiume Veneto imbandierato con l'Aquila Patriarchina e quindi insomma già da molti anni insomma, si dimostrano gli amministratori locali, il sindaco uscente Jessica Canton, che so essere anche una collega, un'avvocatessa del foro di Pordenone in Friuli Occidentale, ma anche il suo assessore CEOL, che so essere molto attento non solo alla storia locale, ma anche alla lingua. Ad esempio, ho visto anche vari video recentemente, insomma, sul friulano del posto, e, insomma, ho visto fermento, ho visto interesse, ho visto attenzione, ho visto costante riferimento eh, al Friuli e alla sua bandiera, ma non solo, a tutto ciò che l'identità friulana, cioè, a tutto quello che di meglio, insomma, l'identità friulana comporta, e quindi ci auguriamo che questa amministrazione che ha fatto tanto e così bene non solo per il territorio locale, ma anche per il Friuli, nel Friuli occidentale, come il nostro stesso video ha dimostrato un anno fa. Ci auguriamo che proprio il 3 di aprile del 2023, durante lo spoglio serale, venga riconfermata dalla popolazione locale per un'altra consigliatura e insomma ci auguriamo che insomma questi candidati e magari tanti altri che non riusciamo a nominare perché i tempi sono stretti e l'ho già fatta troppo lunga, ecco, tanti altri candidati in giro per il Friuli con un cuore giallo-blu e con l'aquila, quella giusta, quella patriarchina nel cuore, riescono a fare tanto e soprattutto tanto bene per il Friuli, per la nostra terra, per le nostre comunità grandi e piccole, non solamente cittadine, ma anche di campagna o di montagna, eh, in giro per tutto il territorio friulano, dai monti al mare, ripeto, dal Livenza al Timavo. Ho cercato di proporre, diciamo, un approfondimento, per quanto possibile, su tre realtà abbastanza diverse tra loro, non solamente per dimensioni, che possono rappresentare tutta la complessità del grande mosaico costituito dal nostro Friuli, che è davvero uno scrigno prezioso, ecco, uno scrigno prezioso di tante tessere, ecco, tutte importanti. Ci auguriamo che la nostra autonomia non solamente regionale, ma anzitutto locale, e proprio quella degli enti locali è una materia affidata in via esclusiva proprio all'autonomia. Ecco, le nostre autonomie, tutte, vengano difese anzitutto dalla gente, anzitutto votando. Chi non vota si condanna, si autocondanna all'irrilevanza. Chi invece, magari turandosi il naso, magari per fare il proprio dovere,
magari per star vicino al Friuli, si reca ai seggi, partecipa, lascia il segno e decide lui in prima persona direttamente del proprio futuro. Per cui mi sento di chiudere questo video con un appello all'affluenza, alla partecipazione. Avete ancora una settimana per informarvi. Ehm, I comuni ormai su tutto il territorio della regione hanno affisso i manifesti con le candidature. Torniamo nelle piazze, torniamo alla normalità, andiamo fisicamente, se non su internet, a cercare quelle che sono le candidature. Vi ho linkato anche il portale delle autonomie locali e del servizio elettorale regionale, non solamente per le elezioni regionali, ma anche per le candidature comunali. Informatevi, andate in piazza, ci sono i manifesti, quelli con tutti i simboli, i manifesti bianchi ufficiali, quelli regionali. La regione ha pubblicato già tutte le candidature, scegliete, ecco, se non i migliori, che mi sono sentito davvero di segnalare in alcuni casi davvero meritevoli, se non i migliori scegliete i meno peggiori, scegliete qualcuno. Ehm, Non lasciate che siano altri a decidere per voi. Partecipate, almeno a livello locale, almeno a livello diciamo di elezioni amministrative comunali. Insomma, conoscerete i candidati a livello di paese, no? Immagino. Eh, Non lasciamo che la democrazia passi di moda. Ehm, L'autonomia si difende anzitutto esercitandola. E il primo dei diritti di partecipazione politica è proprio il voto. Per cui davvero votiamo, votiamo, non tiriamoci indietro, non cerchiamo scuse, facciamo il nostro dovere, cerchiamo di portare il nostro piccolo, grande e forse decisivo contributo al futuro miglioramento, ecco, di quello che sarà insomma il nostro futuro, ecco. Eh, Buon voto a tutti, grazie a tutti e mandi a Duce.